Amici di Directa Sport, buonasera e bentornati a un nuovo appuntamento con Directa Sport News, l'informazione targata directasport.it, quest'oggi edizione del martedì e dunque, come di consueto, passeremo in rassegna tutto ciò che è successo nel mondo dello sport sardo, partendo ovviamente come sempre dalle principali realtà sportive dell'isola, con in testa il Cagliari che domenica pomeriggio, come saprete, ha sconfitto per 3-2 l'Empoli. Come vedete nella nostra grafica, i rossoblù sono stati protagonisti di un ottimo inizio di partita, andando a segno dopo soli 7 minuti con Marco Sau e poi portandosi sul 3-0 con la doppietta di Farias. Nel finale però l'Empoli, anche grazie ai cambi indovinati dal tecnico Martuscello, ha accorciato fino al 3-2 con Zaic e Maccarone. Nonostante la sofferenza negli ultimi minuti di gara, gli uomini di Rastelli sono riusciti a serrare le fila e a portare a casa un successo che consente di raggiungere quota 44 punti in classifica. Come vedete anche in questo caso nella nostra grafica, Cagliari abbondantemente tranquillo, un successo peraltro non banale, quello dei rossoblù in ottica classifica, con il Crotone che può ancora sperare nella salvezza proprio grazie al successo del Cagliari. C'è anche altro di cui parlare a proposito del sodalizio di via Mameli. Infatti questa mattina l'ambiente rossoblù è stato toccato, seppur in maniera indiretta, da una notizia di cronaca giudiziaria, come riportato dalle agenzie di stampa. Infatti c'è stata una raffica di arresti tra i vertici della Fluorsid, azienda che fa capo, come ovviamente ben sapete, al patron del Cagliari, Tommaso Giulini. Nell'ambito di una vasta operazione del nucleo investigativo provinciale di Cagliari della Forestale sono finiti in cella ben 5 dirigenti dell'azienda con sede a Macchiareddu. Altri 2 invece si trovano attualmente agli arresti domiciliari. L'accusa sarebbe quella di associazione a delinquere e disastro ambientale. Torniamo ora a parlare di sport e parliamo in particolare di Dinamo Sassari, Dinamo che è impegnata proprio in questi minuti in gara 3 dei playoff contro l'Aquila Trento. La Dinamo sta cercando appunto di rimettere in piedi una serie che si è fatta veramente molto difficile, con la Dolomiti che è avanti per 2-0 in virtù delle vittorie conquistate negli incontri casalinghi. Nel prepartita ha parlato il tecnico della Dinamo Federico Pasquini, ha detto: la Dolomiti ha giocato duro in gara 2, dunque noi dovremo giocare ancora più duro. Sono ottimista e fiducioso perché il nostro gruppo non ha mai tradito e sono convinto che faremo una partita vera. Queste dunque le parole del tecnico ferrarese. C'è da parlare anche dell'Olbia che si gode la off season, si gode questa parte finale di stagione in maniera abbondantemente tranquilla. Nei giorni scorsi ha parlato il DS dei bianchi, Pierluigi Carta, che è tornato un po' sui temi più importanti della stagione, anche alcuni particolarmente delicati, come per esempio il mercato di gennaio, che secondo alcuni osservatori avrebbe indebolito e influito negativamente sugli ultimi mesi tribolati della stagione dell'Olbia. Rifarei tutte le scelte, ha detto appunto Pierluigi Carta. Si tratta di decisioni prese con cognizione di causa in momenti di tranquillità, quando la squadra aveva ben 11 punti di vantaggio sulla zona play-out. Carta ha poi chiuso sottolineando quanto l'annata dell'Olbia sia stata comunque positiva in termini di esperienza. Facciamo un passo indietro e parliamo a questo punto di Serie D. L'unica formazione sarda per il momento in attesa dei play-out è ancora in gioco è l'Arzachena che ha perso la gara inaugurale della pool scudetto del campionato di Serie D appunto per 2-0 in casa al Biagio Pirina contro il Bisceglie. Poco male comunque per i ragazzi di Giorico, che poi in serata si sono goduti la meritata festa promozione in Piazza Risorgimento. Noi c'eravamo non solo per offrirvi in diretta streaming questo evento, ma anche per organizzarlo proprio in sinergia con la Polisportiva Arzachena. Allora andiamo a vedere come è andata appunto la serata, la festa dell'Arzachena. Dal polveroso campetto dell'Oratorio fino all'approdo nel calcio professionistico. Domenica sera in una piazza Risorgimento gremita all'inverosimile, l'Arzachena ha celebrato assieme ai propri tifosi la storica promozione in Lega Pro. La festa, per nulla inficiata dallo 0-2 interno subito dal Bisceglie nella prima giornata della pool scudetto della Serie D, è scattata intorno alle 20, quando l'intera rosa è stata accompagnata nella piazza centrale del paese su un pulmino bardato coi colori bianco-verdi. Giusto qualche minuto per godere dello spuntino in grande stile offerto gratuitamente
gratuitamente all'intera comunità arzachenese dalla polisportiva ed ecco che Sanne e compagni, coppa sotto braccio, sono saliti sul palco per la serata organizzata in sinergia con Directa Sport. Nel clima di grande euforia, la dirigenza smeraldina ha tenuto a omaggiare chi, con impegno e sacrificio, ha permesso che tutto avesse inizio nel lontano 1964, a cominciare da Armando Carta, padre fondatore della Louisiana, società che ha dato i natali all'attuale polisportiva. Siamo orgogliosi di aver fondato una squadretta che adesso è arrivata in Serie C, un onore per tutti gli arzachenesi. Fondamentale a quell'epoca anche il contributo di Pasquale De Muro, ricordato nell'occasione dal fratello Tino, patron di Vigne Surrau. L'azienda vinicola, da sempre vicina al club smeraldino, ha confermato il proprio impegno al fianco dell'Arzachena anche nel prossimo campionato. La stessa volontà è stata manifestata pure dall'impresa sassarese Mondial Pol, anche se, come sottolineato dal presidente Fiorini, ci sarà innanzitutto bisogno dell'aiuto del comune, ancora in attesa di un sindaco dopo mesi di commissariamento. Ci aspettiamo un aiuto dalla popolazione, un aiuto dal futuro sindaco o comunque chi arriverà per governare Arzachena. Dopo il saluto dei VIP Melissa Satta e Salvatore Fresi, doveroso spazio ai grandi protagonisti dell'impresa, primo tra tutti il mister Mauro Giorico, che ha fatto su il microfono per dedicare l'impresa a tutto il popolo smeraldino. Sono orgoglioso e fiero di aver contribuito a dare questa gioia a questa città. Per cui se oggi l'Arzachena si ritrova a giocare tra i professionisti, il piccolo mio contributo assieme al mio staff e assieme ai dirigenti e assieme a questo gruppo eccezionale è dedicato tutto ad Arzachena. Io sono orgoglioso e fiero di aver fatto parte di questa impresa. Ma quella di domenica è stata anche la festa di uno staff dirigenziale compatto e lungimirante, rappresentato sul palco dal direttore sportivo Antonello Zucchi. Quando hai una società forte dietro, chiunque fa bene. Le condizioni per far bene le dà la società, quindi è facile lavorare con una società dietro le spalle come la nostra. A chiudere la serata il capitano di lungo corso Danilo Bonacquisti, già proiettato verso l'avventura nella terza divisione del calcio nazionale, una dimensione questa che non spaventa per nulla l'Arzachena, isola felice del calcio sardo. Credo che la società farà un gran lavoro per cercare di mettere a disposizione al mister la migliore squadra per fare un altro miracolo, perché se vincere il campionato di Serie D è stata la storia, credo che salvare la Lega Pro sarà davvero un miracolo sportivo, ma noi siamo pronti. E queste erano le belle immagini della festa dell'Arzachena. Ora lasciamo il calcio per parlare di basket di Serie C, una prestazione orgogliosa. Non è bastata purtroppo all'Esperia Cagliari per riuscire a conquistare la prima vittoria nella fase nazionale del campionato di Serie C Silver. Gli uomini allenati da Roberto Fioretto sono usciti sconfitti dal match di Via Pessagno contro la Virtus Civitanova con il punteggio finale di 63-71. Andiamo anche in questo caso a vedere il servizio. L'Esperia Cagliari deve ancora rimandare l'appuntamento con la vittoria nel girone nazionale del campionato di Serie C Silver. Ai Granata infatti non è bastata una prestazione di grande carattere per avere la meglio della Virtus Civitanova, vittoriosa in Via Pessagno con il punteggio finale di 63-71. Grazie a una fiammata iniziale di Amoroso, autore di 5 punti consecutivi, i marchigiani hanno subito preso la testa dell'incontro, ma l'Esperia è rimasta a contatto sfruttando la vena offensiva di Foyce e Angius, autori di canestri importanti in uscita dalla panchina. Chiuso il primo quarto sul -2, i Granata hanno poi accusato una nuova accelerazione della Virtus, che ha toccato anche il +10 con Andreani e il solito Amoroso. A quel punto la squadra di coach Fioretto ha reagito in maniera veemente e ha rimontato fino a trovare la parità sulla sirena del secondo quarto grazie a una gran tripla di Salone. A rientro in campo Civitanova ha dimostrato di aver assorbito nel migliore dei modi la sfuriata Esperina, esordendo con un parziale di 7-0. L'Esperia dal canto proprio ha continuato a crederci e con un nuovo sforzo è riuscita a portarsi a un solo possesso di distanza al 30°. Negli ultimi 10 minuti a fare da padrone sono stati stanchezza e tensione, con le percentuali che sono inevitabilmente crollate sia da una parte che dall'altra. Petrazzini e compagni sono sempre rimasti a contatto senza però riuscire mai a sorpassare e nel finale Civitanova ha chiuso i conti dalla lunetta cogliendo un successo che le consente di rimanere in testa assieme a Battipaglia. L'Esperia invece rimane al palo e a questo punto non potrà permettersi di sbagliare
studiare il match di sabato prossimo ancora in casa contro il CUS Genova. Abbiamo sbagliato dei tiri decisivi alla fine, siamo rimasti incollati sino alla fine con grande cuore, grande sacrificio dei ragazzi. Purtroppo abbiamo costruito un paio di buoni tiri alla fine che non sono entrati, questa ha fatto la differenza perché poi alla fine non siamo riusciti, per un paio di volte siamo riusciti anche a recuperare il pallone in difesa, però dopo un paio di tentativi andati a vuoto era logico che avremmo subito canestro e così è stato. Per cercare di tenere egregiamente i nostri avversari siamo costretti a fare un grande lavoro d'insieme che però i ragazzi cercano di svolgere nel miglior modo possibile e diciamo ci riescono anche egregiamente, però non sempre funziona. È chiaro che alla fine la maggiore esperienza degli avversari e la fisicità è sicuramente superiore alla nostra, alla meglio, però è chiaro che facciamo un grande lavoro sperando che vada bene. Purtroppo questa partita non è andata benissimo. Tira un sospiro di sollievo invece coach Raffaele Rossi, che temeva in maniera particolare la trasferta cagliaritana. Sapevamo che era una partita molto difficile e che comunque sia Cagliari era con le spalle quasi al muro, diciamo, perché questo girone è molto importante vincere in casa, quindi ci aspettavamo una partita maschia, una partita tosta e così è stata. Avevo chiesto ai ragazzi intensità difensiva, i primi 2 quarti ci siamo riusciti a metà, terzo e quarto abbiamo molto alzato in difesa. Oggi purtroppo non abbiamo trovato il canestro, anche grazie comunque sia alla buona difesa, tanti errori ai tiri liberi, comunque sia campo ostico questo qui, quindi diciamo bene, ripartiamo dal fatto che avevo chiesto ai ragazzi terzo e quarto di prendere al massimo 60 punti, ne abbiamo presi 63, quindi ripartiamo da questo qui. Parliamo sempre di basket, ma scendiamo di un gradino, andiamo in Serie D. Nello scorso weekend sono iniziati i playoff promozione e ha destato sorpresa la vittoria della Pallacanestro Nuoro sul campo della Sulcis-Pes Sant'Antioco, un successo che ha permesso alla formazione allenata da Marco Moledda di far saltare il fattore campo. Anche in questo caso abbiamo un servizio, andiamo a vederlo assieme. Sono partiti con il botto i playoff del campionato di Serie D maschile di basket. La Pallacanestro Nuoro ha infatti sconfitto a domicilio la Sulcis-Pes Sant'Antioco in gara 1, facendo saltare il fattore campo nella serie più equilibrata e attesa del primo turno. Quella andata in scena al Pala Giacomo Cabras è stata una gara fotocopia rispetto a quella che si disputò sempre in Laguna lo scorso 11 febbraio, in occasione della terza giornata di andata della Pula. Ma rispetto ad allora la Sulcis-Pes, finita ben presto sotto nel punteggio a causa di un approccio troppo morbido, non è riuscita a rimontare. Così i Sirbones hanno ottenuto il successo con il largo finale di 56-72, assicurandosi la possibilità di chiudere i giochi nella gara 2 in programma mercoledì sera al Palaconi. È stato un pomeriggio nero per gli uomini di Massidda, traditi dalle scarse percentuali al tiro di alcuni dei propri elementi migliori, con l'acciaccato Fox Lane in testa, ma soprattutto dalla scarsa attitudine difensiva mostrata nell'arco dei 40 minuti. Per larghi tratti, infatti, gli antiochensi hanno prestato il fianco al gioco rapido e aggressivo dei barbaricini, che nonostante la pesantissima assenza dell'americano Ryan Nitz hanno tirato fuori dal cilindro le grandi prestazioni personali di Kossu e Azzei, autori rispettivamente di 22 e 20 punti. Tanto voglio fare i complimenti a Nuoro, che ha mostrato quello che poi già si era detto, una squadra che ha tanto ritmo in attacco, tanta voglia di difendere, tanta mentalità. A noi, ecco, questo che posso dire, per quello che ci riguarda questa partita, a noi ci manca proprio l'atteggiamento mentale dall'inizio. Forse qualcuno pensava che fosse facile perché diceva non c'è il Nitz, l'americano, sai che comunque è uno che ti sposta comunque i valori in campo, ma quindi posso immaginare che cosa potesse essere allora con Nitz in campo. Questo un po' mi dispiace perché noi non abbiamo risposto a quello su cui poi abbiamo lavorato durante la settimana in allenamento. Si fa dura, tutto il percorso in salita, si va a Nuoro in un campo non ostico, di più ci proveremo, vabbè, mai dire mai, nella pallacanestro ci tenteremo in tutti i modi, dai. La Pallacanestro Nuoro, dal canto proprio, cercherà in tutti i modi di bissare il successo per brindare alla semifinale, un traguardo che avrebbe dello straordinario per una società che, Nizza a parte, ha deciso di puntare forte sul proprio settore giovanile. Siamo molto contenti anche perché siamo venuti qua senza Ryan Nitz, che tutti dicevano fosse il giocatore, l'unico giocatore della Pallacanestro Nuoro, non è così. Abbiamo tanti giovani, si allenano sempre, non mancano mai e i risultati poi sono questi.
Quello dei biancorossi non è stato l'unico successo esterno nelle gare d'esordio dei quarti di finale playoff. Nel derby di Via Talete, infatti, l'Astro Cagliari ha sorpreso i cugini della scuola basket grazie all'esperienza dei propri uomini migliori con il playmaker Pani in testa. Nelle altre gare la Coral Alghero, testa di serie numero 1, si è facilmente sbarazzata del San Salvatore Selagius per 80-44 con 23 punti dell'eterno Brembilla, mentre l'Uri dell'ex Dinamo Rolando ha avuto la meglio del Cus Sassari per 87-74. Nella parte conclusiva del servizio avete sentito un po' il riepilogo delle altre partite del primo turno dei playoff del campionato di Serie D. Nella serata di domani si giocheranno le gare 2 e noi staremo in diretta dal Palaviena di Selagius, pronti a offrirvi proprio la gara 2 tra San Salvatore e Coral Alghero, testa di serie numero 1 di questi playoff del campionato di Serie D. Intanto, a margine della sfida tra Sulcispes e Nuoro, abbiamo sentito il presidente della FIP regionale Bruno Perra, a cui abbiamo chiesto un parere sulle voci di un possibile probabile approdo a Cagliari della Serie A2 tramite il titolo sportivo di Ferentino. Andiamolo a sentire. Si parla di un ritorno in A2, della 2 a Cagliari con un meccanismo relativo alla rinuncia di Ferentino, insomma che cosa rappresenterebbe questo? Immagino che è prematuro parlarne, ma cosa rappresenterebbe per il movimento? Sicuramente è prematuro, però credo che per tutti gli appassionati di pallacanestro sarebbe una bellissima cosa, perché sarebbe chiaramente un'altra squadra importante in Sardegna, quindi sicuramente farebbe bene al movimento, aumenterebbe la cultura del basket, quindi se fosse sarebbe sicuramente una cosa molto bella. Questa era allora la nostra ricca pagina, come di consueto, dedicata al basket. Ne apriamo adesso un'altra altrettanto ricca, dedicata invece al mondo del calcio a 5. Infatti nello scorso weekend sono iniziate le semifinali scudetto della Serie A Elite con il Sinai che purtroppo ha perso in casa contro l'Olympus Roma con il punteggio finale di 5-6. Andiamo a vedere il servizio. Sconfitta, ma tutt'altro che rassegnata ad abbandonare il sogno tricolore. L'Icnusa Sydney perde per 6-5 il primo round della semifinale scudetto contro la corazzata Olympus Roma, ma esce dal match con la piena consapevolezza di poter compiere l'impresa nel match di ritorno che si disputerà sabato prossimo al Palagems. Punta nell'orgoglio dal vantaggio siglato dagli ospiti dopo appena 50 secondi con la brasiliana Tati, le ragazze di Toni Petruso hanno interpretato la gara con grande piglio agonistico e hanno pareggiato i conti con Gasparini. Dopo un nuovo botta e risposta tra Dayan, Darocia e Fanti, le capitolini hanno cercato di accelerare, portandosi prima sul 2-4 e poi sul 3-5. L'Olympus ha dovuto però fare i conti con l'orgoglio di una mai doma Vanessa, autrice della doppietta che ha permesso al Sinai di rimettere le cose in parità a 10 minuti dal termine. Con l'inerzia della gara in mano, l'Icnusa ha dato la sensazione di poter vincere, ma nel finale Dayan Darocia, grazie al suo strapotere fisico, ha siglato la rete che ha permesso all'Olympus di tornare a Roma con un importante, anche se esiguo, vantaggio da difendere. Le ragazze dal punto di vista dell'orgoglio e della tenacia hanno disputato una partita incredibile perché siamo riusciti a stare in gara nonostante le difficoltà e più volte in doppio svantaggio. Questo era il servizio sul Sinai, ora probabilmente riusciremo ad andare a riproporvelo più avanti nel corso dell'edizione del nostro giornale. Abbiamo detto pagina ricca per quanto riguarda il futsal, non è andata bene al Sinai, è andata decisamente meglio all'Ossi San Bartolomeo che ha vinto invece per 5-3 contro l'L84 Volpiano. Noi c'eravamo, vi abbiamo offerto questa partita ovviamente in diretta streaming e andiamo a sentire anche il servizio realizzato dal nostro Mauro Garai. Ossi continua a sognare la Serie A2. Nella semifinale dei playoff della Serie B di calcio a 5, i gialloblu di Giampiero Loriga superano il penultimo ostacolo della loro corsa verso una storica promozione. A dover soccombere sotto i colpi di Luglio e compagni è stata l'L84 di Volpiano, compagine piemontese allenata da Rodrigo De Lima è arrivata seconda in regular season alle spalle del Sestu. La partita stenta a decollare, il risultato non si sblocca, molta tensione sul parquet del palazzetto di via San Leonardo. In questi casi solo un episodio può sbloccare la situazione. È il 10° minuto quando lui firma il suo 32esimo gol stagionale con un calcio di punizione che fa secco di ciommo. Le cose sembrano mettersi bene per i sardi, ma l'1-2, firmato Iovino e Di Santo, classe 99, autentico enfant prodige già convocato in nazionale under 21, ribalta la contesa. Passano altri 120 secondi e i padroni di casa Maidomi trovano la via del pari con Roberto Fiori, 2-2 all'intervallo. Nella ripresa un gran destro al volo di Lubinu riporta in vantaggio l'Ossi che pare controllare senza troppi patemi.
Ma se c'è uno sport nel quale niente è come sembra, quello è sicuramente il futsal. A 7 minuti dal termine, infatti, Roberto Fiori, che aveva fino a quel momento deliziato la platea con numeri di altissima scuola, si fida troppo di se stesso, regalando a Perino il punto del 3-3. La mazzata dell'erroraccio del numero 6 e l'infortunio del portiere Lobuglio, sostituito dall'ottimo Argilli, potrebbero ammazzare un toro, ma non gli uomini di Loriga. A 2 minuti dalla fine è ancora Lubinu, il più carismatico dei suoi, a spostare definitivamente l'ago della bilancia. Quando ormai l'L84 non ha più niente da difendere, Dulcis completa l'opera arrotondando il punteggio sul definitivo 5-3. Grande festa al palazzetto di via San Leonardo, Ossi in finale contro l'Odissea 2000, avversario migliore per concludere un percorso che è già una grande opera. Anche oggi abbiamo patito un po' l'emozione e si è visto, nel senso che eravamo contratti, non giocavamo con la fluidità che generalmente ci contraddistingue, però pian piano con la fiducia e col sostegno che ci ha dato il pubblico siamo riusciti a giocare il nostro solito futsal. Però comunque davanti avevamo un'ottima squadra che concedeva poco, veniva a pressarci forte e tutte le volte che avevamo la palla loro, le loro individualità ci mettevano in crisi, diciamo, quindi eravamo costretti a raddoppiare e quindi ci siamo schiacciati troppo al primo tempo. Al secondo abbiamo giocato con più tranquillità e ci siamo imposti bene. Sì, anche oggi abbiamo fatto un'altra impresa, ormai siamo casati, siamo in forma e possiamo battere chiunque. Anche oggi il pubblico comunque ci ha dato una grossissima mano, era strapieno. Complimenti anche al pubblico. Segnare è sempre bello, fare gol è bello, però la partita l'abbiamo chiusa tutti insieme difendendo il loro portiere di movimento benissimo, aiutandoci tutti l'uno con l'altro, poi il gol arriva. Però stiamo capendo che siamo una squadra forte, ci stiamo finalmente aiutando perché ci siamo un po' persi durante il campionato. Forse ci ha aiutato l'esperienza alle Final 8 per capire che non siamo quella squadra là. Adesso finalmente stiamo dimostrando a tutti che non siamo quella squadra, il nostro girone non è assolutamente facile e adesso siamo pronti a sfidare una grandissima squadra che è l'Odissea. Così il nostro Mauro Garau ci ha raccontato le gesta, le imprese dell'Ossi San Bartolomeo, ormai in finale per la promozione in Serie A2. Abbiamo risolto il problema tecnico che ci ha impedito di vedere tutto il servizio, il resoconto sulla partita del Sydney contro l'Olympus Roma. Lo andiamo a rivedere nuovamente adesso. Sconfitta, ma tutt'altro che rassegnata ad abbandonare il sogno tricolore. L'Icnusa Sydney perde per 6-5 il primo round della semifinale scudetto contro la corazzata Olympus Roma, ma esce dal match con la piena consapevolezza di poter compiere l'impresa nel match di ritorno che si disputerà sabato prossimo al Palagems. Punta nell'orgoglio dal vantaggio siglato dagli ospiti dopo appena 50 secondi con la brasiliana Tati, le ragazze di Toni Petruso hanno interpretato la gara con grande piglio agonistico e hanno pareggiato i conti con Gasparini. Dopo un nuovo botta e risposta tra Dayan, Darocia e Fanti, le capitolini hanno cercato di accelerare, portandosi prima sul 2-4 e poi sul 3-5. L'Olympus ha dovuto però fare i conti con l'orgoglio di una mai doma Vanessa, autrice della doppietta che ha permesso al Sydney di rimettere le cose in parità a 10 minuti dal termine. Con l'inerzia della gara in mano, l'Icnusa ha dato la sensazione di poter vincere, ma nel finale Dayan Darocia, grazie al suo strapotere fisico, ha siglato la rete che ha permesso all'Olympus di tornare a Roma con un importante, anche se esiguo, vantaggio da difendere. Le ragazze dal punto di vista dell'orgoglio e della tenacia hanno disputato una partita incredibile, perché siamo riusciti a stare in gara nonostante le difficoltà e più volte in doppio svantaggio, quindi non era semplice. Loro sono un avversario fortissimo, sono andati in vantaggio con delle deviazioni che fanno parte del gioco, che però ci fanno sperare per il futuro, per la partita che abbiamo sabato prossimo, dove loro sicuramente continuano ad essere la squadra favorita, ma noi abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela. Nel corso della gara le giocatrici dell'Icnusa sono spesso state in polemica con la direzione arbitrale, ma il tecnico sinaese preferisce glissare. Le decisioni dell'arbitro sono sempre opinabili. Io su certi falli non mi sono trovato d'accordo con la direzione arbitrale, su altri non ho visto. Molto spesso si va a protestare solo per il gusto di protestare. Io penso che dobbiamo partire dalla prestazione, dalla gran gara che abbiamo fatto, pensare di andare lì, fare la nostra gara, sapere che non sarà facile, però la determinazione che ho visto in campo mi fa ben sperare. Daniele Dorto, tecnico dell'Olympus, sceglie invece la via della prudenza.
un gol non vuol dire niente a questo gioco, sappiamo che andiamo a incontrare una squadra molto forte e secondo me cercheremo di portare a casa ma sul campo e sacrificandoci e sudando una qualificazione alla finale scudetto. Voltiamo ora pagina e parliamo di calcio giovanile. Domenica mattina sui campi del Comunale Adamo di Cagliari si sono svolte le 2 semifinali regionali allievi e giovanissime. In entrambi i casi la Sigma Cagliari è riuscita a staccare il pass per la finale. Andiamo a vedere il servizio. Ha difeso la bandiera del calcio cagliaritano nel migliore dei modi, conquistando la finale regionale sia nella categoria allievi che in quella giovanissimi. Viaggio a ve le spiegate il nuovo corso della Sigma targato Pasquale Cossu. Domenica mattina sui campi di via Castiglione le formazioni allenate da mister Bracciale e Moi sono infatti riuscite a staccare il pass, l'ultimo atto della stagione, eliminando rispettivamente la Lanteri Sassari e la Torres 2000. Forti del 4-1 conquistata a Sassari nella sfida d'andata, gli allievi hanno bloccato la Lanteri sullo 0-0, conducendo una gara di grande maturità sia sotto l'aspetto tattico che caratteriale. Senza dubbio un ottimo viatico in vista della finalissima, che si disputerà sul neutro del Tino Carta di Oristano contro il CUS Sassari. È stata una gara a cardiopalma invece quella che ha visto protagonista la formazione giovanissimi, impegnata contro un'ottima Torres 2000. Passati in vantaggio nelle fasi iniziali della gara con Scano, i cagliaritani si sono fatti recuperare da una doppietta del capitano rossoblu Alessio Pinna, a segno prima su calcio di rigore e poi su una punizione dalla distanza. Nel finale però la Sigma ha trovato le energie per chiudere i conti qualificazione grazie alla rete del definitivo 2-2 realizzata da Limbardi. La doppia finale raggiunta rappresenta una nuova certificazione della bontà del lavoro svolto dalla cantera Sigma, come confermato dal presidente Pasquale Cossu. Sì, guarda, proprio una vittoria cardiopalma, soprattutto per i giovanissimi, perché aver vinto 2-1 proprio all'ultimo minuto, dai, è stata sofferta per noi, però questi ragazzi qua, sia gli allievi che i giovanissimi, meritano davvero questa vetrina importante della finale regionale. Per quanto mi riguarda, da neoproprietario di questa storica società, è un traguardo molto importante. In merito a tutto questo è sicuramente dei 2 mister, di Gaetano Bracciale e di Nicola Moi, che hanno saputo tenere il gruppo compatto anche nei momenti di difficoltà, nel momento di passo societario, quindi dove non è che c'era molta calma nell'ambiente, quindi il merito loro, il merito dei ragazzi. Io devo ringraziare personalmente il grande lavoro che sta facendo il direttore sportivo oggi Lorenzo Zeda, perché figura fondamentale per questo progetto a lungo termine. Ora come ora ci concentriamo sulla vittoria finale ormai, perché siamo arrivati a questo punto e io spero che tra giovanissimi allievi almeno un titolo riusciamo a portarlo a casa. Questa settimana decisiva, lavorare tanto, lavorare bene, ma a noi interessa fare bene soprattutto in prospettiva futura. Proseguiamo ora con una notizia di pugilato e di una medaglia d'oro e 2 d'argento, il bilancio della spedizione sarda ai campionati nazionali senior che si sono svolti nello scorso fine settimana a Rosetto degli Abruzzi. Marco Melis della Sardana Box si è laureato campione italiano nella divisione dei mini Mosca, superando in finale il campano Colaiaconi. Sono stati battuti in finale entrambi da pugili siciliani. Il peso Mosca Mirko De Nurkis della Gymnasium Sassari e il peso gallo Matteo Duras del team Eritu. Ora voltiamo pagina e arriviamo all'appuntamento con la nostra rubrica curata dall'esperto Enrico Mercurelli su sport e fiscalità. Quest'oggi si parla di no profit. Si parla tanto di non profit, cerchiamo adesso di entrare più nel termine e cercare di specificarlo al meglio. Non profit vuol dire senza finalità lucrative. Spesso questo concetto è stato confuso con le redazioni dei bilanci e con l'obbligo dei bilanci o dei rendiconti economico-finanziari che dovevano obbligatoriamente portare allo zero. Cioè come se il fatto che ci fosse un avanzo di utili comportasse la perdita della qualifica di ente non commerciale e quindi il superamento del divieto della non lucratività. Nulla di tutto questo. Non profit vuol dire che l'associazione, comunque la persona giuridica, ente non commerciale senza finalità lucrativa, non possa, al termine del proprio esercizio, distribuire utili a favore dei propri associati, dei propri soci o dei propri partecipanti. Quindi il concetto di non lucratività non significa che l'associazione non possa, al termine del proprio esercizio, avere degli utili di gestione. Significa solo che questi utili di gestione, laddove per vincolo di legge
non possano essere distribuiti, debbano essere necessariamente reimpiegati a favore delle attività istituzionali dell'associazione. Attenzione, la qualifica di ente non commerciale è proprio questa, cioè non solo dobbiamo scrivere nel nostro statuto che l'associazione non persegue finalità lucrative, ma uno dei principali controlli che eventuali accertatori dovessero compiere all'interno della nostra associazione è proprio quello, cioè che l'associazione non abbia durante la propria vita destinato i propri avanzi di gestione, i propri utili in maniera diretta ovvero indiretta a favore dei propri associati e a favore dei propri partecipanti. Quindi non lucratività non significa divieto di avanzo e non significa neanche all'interno della nostra associazione non debba esserci una retribuzione per le attività effettivamente svolte da parte di singoli soggetti. Quindi senza scopo di lucro ha un significato molto specifico. Divieto di distribuzione di utili e possibilità invece di avanzo di gestione. Prima di chiudere riepiloghiamo quelli che sono gli eventi in diretta del nostro mercoledì. Allora, come detto in precedenza, il basket di Serie D alle 20:30 saremo in diretta domani dal Palapiana di Selargius per il match valido per i playoff del campionato di Serie D tra San Salvatore Selargius e Coral Alghero. Non solo basket ma anche volley, appunto nel nostro mercoledì volley di Serie C, perché è in corso la finale promozione appunto del campionato femminile. A vedersela saranno la Polisportiva Selargius 85 e la Farmacia Sircana Sorso. Si tratta della sfida di ritorno con la formazione selargina che ha vinto la gara d'andata per 3-1. Si inizierà alle 20 e come detto noi vi offriremo anche questa partita in diretta streaming. Allora è tutto per questa edizione di Directa Sport News. Da Roberto Rubio e da tutta la redazione di Directa Sport l'augurio di un piacevole proseguimento di serata.